Ciao ragazzi, ultimamente mi dicono che sono dimagrito, difatti noto che i pantaloni mi iniziano un po' a essere lenti, la cintura tiro un dente in più e tutto a posto. Adesso vi faccio vedere la base di una dieta non proprio mediterranea, perché di Mediterraneo, noi siamo nell'Adriatico, cazzo me ne frega del Mediterraneo. E niente, allora, la base di un buon pranzo, io parlo di pranzo, o di un buon pasto è l'aperitivo. Allora, aperitivo, io pensavo un Fos Marai, un prosecchino onesto. E si inizia col prosecco. E non c'è bisogno di mangiare tanto perché bevi, l'aperitivo caffè, mangi gli stuzzichini, l'aperitivo è vero. Bene, poi dopo l'aperitivo, pranzi. Allora, per pranzare un bel vino, non vogliamo sborare più di tanto, un buon strutturato. Io pensavo un bel Nespoli Prugneto, e qua è sgocciato perché ho già bevuto. Io pensavo di abbinarlo a, non so, senza esagerare, come l'aperitivo, a un cazzo, lo bevo così e basta. Dopo un bel pranzo, importante se vogliamo, cos'è che ci vuole? Un bel dolce. Allora, il dolce lo mettiamo, prendiamo 3 scroccadenti, prendiamo un bicchierino, ho preparato anche il cucchiaino, metto, scusate, sorry, non mi sto albana dolce, mettiamo 3 scroccadenti a mollo. Nel frattempo un mio carissimo amico mi ha portato delle castagne. Le castagne, il mio amico si chiama Samuele, le ha mangiate mia moglie, quelle che mancano, però ormai delle castagne non me ne frega un cazzo. Bel liquorino. Bene, allora torniamo agli scroccadenti. Io non sono frocio, i biscotti non li mangio e non me ne frego un cazzo. Dopo un pranzo così impegnativo, cos'è che ci vorrebbe? Un bel digestivo. E allora ho pensato a un bel Jack Daniels. Voi direte, questo è un maiale? No, perché io le ghiande non le mangio, le ghiande vaffanculo, come i biscotti. Porchi. Sì. Adesso vi saluto che sto preparando la cena. Dopo un pranzo così impegnativo, per cena non so cosa fare. Qualcosa di pesce, così bevo del vino bianco. Ciao e buona giornata.